E dopo dice che sono nervoso? Ah, te credo. Con certa gente che monta su, chi fa combattere, ti viene altro che nervoso. E i fenomeni non manca mai. Ah, no. Ma che razza di gangster? Ah, vado in discoteca stasera, eh? Io so che ti sei sempre stato un brigante tipo ai via delle femmine. E lei che se te che corri in Rio adesso non ti sa cosa fare con te ciapa, ma arrivare invece così in gamba sarebbe una bella roba. A proposito dei fenomeni, no, che ti dicevo, l'altra sera qua sentata al tuo posto, che era una signorita, no, mamma, ti raccomando, guarda, avrei caro presentarti come morosa. E era là che mi puntava, mi guardava, vedevo sul specchio, no, vedevo sul specchio interno, a me puntava, a un certo punto a parte, qua trovata. A me fa, autista, posso fargli una domanda? Sì, ora sono pronto qua, guarda anche il libretto degli orari, mi dica. Mettiamo caso che lui la da fare a linea, che ne so, Montegrotto, Terme, Padova, no? Sì, ora mi dica. Ma lui si ferma a ogni fermata anche se non c'è nessun parterra. Oh, signore. E da piangere, mancava 25 minuti a finire il turno. Ma tu temi. Cioè, ma signora, ma io devo scherzare? No, per caso si fermi a ogni fermata. Se mi fermo a ogni fermata. Adesso che do trio. Adesso che do trio, vuoi dire? Sì, signora, mi fermo a ogni fermata. Ma davvero? Sì. Cosa fa? Fermo a corriera? Shhh, smonto su dalla porta e vado a suonare i campanelli dei casi. Ma senti che bravo, ciao, che organizzazione. Ma sei bravi, sì. E se in caso non viene fuori a nessuno? No, perché, capito, non moia quella, non moia. Se in caso non viene fuori a nessuno, ho una borsa, no, piena di querte cusini di lana merinos. Sì, c'è la strada, no, sì. E sull'altra, un'altra borsa piena di pentole che ti vende a domicilio. Hai capito, signora? Dura, Senti che bravi, ma e se ne compra niente. No, è mia. Sono qua, non sta tranquillo, sono qua. Se ne compra niente io di signora. Allora una forbice di qui da bruscare via, no? E vado dentro per casa e bruscare le rose e l'auro, far lavoretti, hai capito? Ciao tu come che ti venia, no? A me ha ordinato 2 quarte di lana merinos, una batteria di pentole, no? E a me aspetta la settimana prossima che vai a bruscare le rose.